Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, ultime 3 gare di MotoGP classe 250. Allora raga, partiamo dal 10° posto, siamo a Pippo Island, Pippo Isola Fioi, e a Pippo Isola pretendo una buona prestazione. Quindi partiamo dal 10° posto, non malissimo, vai! E il Comandone si inserisce alla grande, è grande Comandone, il Comenda vola. 8. Dopo la vittoria a Indianapolis, la prima vittoria, il primo podio in 250, sono molto più tranquillo. Penso di andare nel team Gresini in MotoGP, proprio perché insomma per onorare al meglio il grande Sitch. E qua neanche non penso a una vittoria qua, perché se vinco qua veramente viene giù lo stadio, viene giù il Pippo Isola Stadium. 8. Nel posto di dire stronzate, cerca di guidare bene. Le dura. Mamma mia quanto ho rischiato, maledetto Devon. O Devon. Crudelia Devon. Vola. Perché non ce la stiamo giocando in queste gare. È bello anche fare un podio, insomma, prima posizione chiaramente è difficile perché anche se ho migliorato un po' la moto, comunque ho fatto il miracolo a Indianapolis, è duro ripetersi, però siamo là. Ok, primo giro completatus. Siamo quarti per il momento. Mamma mia che rischius. Dai, spingi sta macchina, sta moto, cioè come un dono rimbambito. C'è proprio una macchina questa. Niente, attenzione, adesso rischio di perdere anche il 4° posto. Gara molto complessa. Sono in difficoltà adesso, difficoltà per il Comandone veneziano. Questa di solito è la mia curva. Devo cercare. Madonna de Dius, sta moto della Barbie, che nervi. Mi ricordo qua in 125 era una gara buttata via alle ultime curve per colpa di peggio o tramezzini, adesso non mi ricordo. E che 4° posto, però c'ho il podio, è sempre duro. E qua chiaramente i rettilinei mi danno via merda. Mamma mia come l'ho presa in pieno. Dai Comandone chiamare il beffone, dai un beffone per una volta. Mi ricordo ancora il Saxering, mamma mia, che pippata che ho fatto. Dai Comandone provaci. Dai che c'è un po' di bagarre tra Barbera e Crudelia Devon. Ha fatto la cagata. Mi sta bene, però non posso rischiare così tanto, madonna. Questa moto qua, anche 4° posto, va bene, cazzo. Che pirla che sono, però. Adesso sono 7°. Che ho troppa voglia di prendere il podio. Bella curva questa, bella curva, recupero bene, la provo a fare in pieno e chi se ne fotte di tutto. Mamma mia, mancava poco, invece è andata bene, ma gli HP8. Dai, che ancora qualche chance. Mamma mia, che finale di gara.
cosa si inventa il Comenda? Cosa si è inventato il Comendore? Mamma mia che rischio! Mamma mia che rischio! E vaffanculo! Forse arriva al terzo posto però! Forse arriva al terzo posto! Sì, cazzo! Podio anche a Pippo Isola! E vaffanculo! Grande terzo posto! Madonna che sofferenze! Dai, in classifica facciamo passi da gigante. Sempre settimi a 138 punti. È bravo Comendone. Perché mi è partito il joystick. Ok, grazie. Ok, adesso siamo in Malesia, quindi andiamo di velocità massima per i rettilinei. Ok, Sepangos. Arriva la pole position a Sepang. Grandissimo finale di stagione per il Comendone. Porca miseria. Grande. Sono una bella occasione. Possiamo vincere a Sepang, eh? Vai ragazzi. Dai che nelle ultime gare un primo posto e un terzo posto. A parte la parentesi di Misano. E possiamo concludere la nostra stagione in 2.50 alla grande. Sepang è veramente un circuito che mi piace molto, un circuito che conosco benissimo. Grazie soprattutto alla Formula Ones. Cerchiamo di fare una gara come Indianapolis, magari no come Sachsenring invece. Attenzione, Simoncelli è incredibile. Mamma mia che rischio. Il 12 esce mercoledì esce la demo di MotoGP, la proviamo subito, mamma mia che rischio. Non vedo l'ora di provarla, amici. Lascio fare un po' di concentration perché sembra una vittoria pesantissima. Questa è Bautista, mi supera, maledetto Bautista di merda. Non è così scontata la vittoria a Sepang, perché si vota la pole. Questi tirano bene. Bravo Comendone, bella curva. E così, c'è un problema di rettilinei. Sì che ho aumentato la velocità di parecchi chilometri orari, ma ancora non ci siamo. Staccatona del Comendone! Staccatona del Comendone! Facciamo capire che vantaggio dobbiamo avere qua per tenere la prima posizione. Beh, basta così. È di poco però. Ok. Devo cercare di essere più avanti. Dai che le staccatone sono le nostre. È una gara che possiamo vincere assolutamente qui in Malaysia. Che sfida con Bautista, fioi. Bautista c'è in sta gara, porca miseria. Oh madonna, qua ho salvato l'insalvabile. Mamma mia che rischio raga, che rischio. Che sofferenze. Dai Comendone. Dai che manca un giro e mezzo. Aia. Erroraccio del Comendone, dai. Dai cazzo. Concentrazione e sangue freddo. Staccata proprio al limite, qualche erroretto per il Comendone anche sì, ci siamo quarti adesso. Attenzione, momento un po' di difficoltà per il pilota italiano. Siamo fuori dal podio addirittura adesso, ma c'è ancora tempo. Grande sorpasso sul Sitch. Adesso siamo contro Kallio, contro il piccolo Kallio. Vaffanculo Kallio. Ok. Adesso dobbiamo prendere le misure per l'ultimo giro.
stare il più vicino possibile a Bautista. Inizia l'ultimo giro, il giro del Comendone. Vai Comenda, dimostra al mondo che puoi vincere anche in Malesia. Dai. Ultimo giro! Quello fuori la staccatona obesa. Bravo, perché non devo sbagliare. Dai Comendone, dai Comendone. Tori è arrivata, bandiera gialla, Pasini fuori. Tanto anche Tori è anche qua, anche in MotoGP a supportare il Comendone. È la fisioterapista e la massaggiatrice ufficiale del Comendone. Mamma mia, dai, Bautista vola, non me l'aspettavo un Bautista così. Niente, è imprendibile, è imprendibile. Devo sperare in un errore di Bautista. È che mi sto un po' avvicinando, ma forse non basta. Mamma mia, guida al limite per il Comendone veneziano. Poche curve separano Bautista dal successo in Malesia. Ma il Comendone ci prova, questa curva è presa benissimo, nel momento giusto il Comendone c'è. Dai che possiamo farcela, se indoviniamo le ultime due curve è nostra. Dai, questa è una curva di solito favorevole al Comendone. Devo giocarmela, porca, questa invece è una curva un po' meno favorevole. Proviamoci lo stesso, l'infilata all'interno. C'è la staccatona finale, ci giochiamo tutto all'ultima curva. Bautista versus Comendone. Dai ragazzi, adesso tento di stare all'esterno per poi buttarmi di brutto all'interno. Questa è la... Ah, non ce la faccio. Secondo posto beffardo. Ma va bene così. Peccato però, potevo giocarmela meglio l'ultima curva. Comunque Comendone in gran rimonta, Vediamo le classifiche. Siamo sesti, bene, ecco, speriamo di mantenere il sesto posto, sarei contento, eravamo sempre ottavi e noni, cazzo. Ok, ultima gara a Valencia, facciamo acceleration. Boh. In MotoGP, ok, c'è anche la Suzuki, però io vado sulla San Carlo Junior, le patatine. Raga, 23esimi dopo le qualifiche, ma adesso il mio pensiero è solo per la MotoGP. Cerchiamo comunque di concludere al meglio questa stagione 250 veramente travagliata con una Honda indonesiana, una delle moto più orrende della storia dell'umanità. Ma l'obiettivo è vincere le MotoGP, di queste classi non me ne fotte un cazzo. Vediamo comunque di fare una buona gara per i tifosi. Questo bel circuito di Valencia non mi piace tantissimo, però è bello a livello estetico, bel paesaggio, bello. Poi il Comendone al posto di guidare ha guardato non so cosa, una bella gnocca, forse si risparti. Ah! Non una gran gara finora, Tori ha promesso per le MotoGP di tenermi l'ombrello e non solo quello prima della gara. Cazzo che gara da cioccolataio obeso, fiori. Il Comendone è già in MotoGP con la testa, non c'è niente da fare. Gara un po' così a Valencia. Non riesco a fare una curva bene. Mamma mia, ha rischiato anche qualcuno è andato giù intanto. Brutta caduta davanti per il Loca. Caduta per l'Oaker. Finalmente supero qualcuno in rettilinea, miracolo comendiano. Almeno un punticino all'ultima gara non vorrei neanche prendere, cazzo, rischio di ciavarmi anche la sesta posizione, ma va bene, non è così importante, l'importante è aver fatto qualche vittoria, qualche podio,
delle pole position, questo è l'importante. Perché anche a tante gare dove ho fatto 2 punti, 0 punti, purtroppo all'inizio stagione veramente disastrosa. Adesso speriamo Poggiali per avere almeno un punto. Che voglio la remontata. Siamo in Spagna, se non facciamo la remontata in Spagna del cazzo vado a fare. Comendone rischia. Bravo Comenda, Pippone. Niente da fare. Non ci siamo proprio in questa gara. Il Comendone è già con la testa in MotoGP. Gara anonima per il talento veneziano. Inizia l'ultimo giro in 2.50. Ultimo giro in 2.50. Intanto il Sic ha stravinto il mondiale piloti. Grande Sic. Dai cazzo, almeno 2 punti, per cortesia. Dai, una piccola rimonta per finire in maniera dignitosa questo campionato in 2.50. Dai, 13esimo, già un attimino meglio. Ok, 12esimi. Un ultimo giro un po' più pulito. Appena detto. E finisce qua ragazzi il mondiale in 2.50. Il Comendone ha fatto il possibile ragazzi con una moto veramente indegna. 12esimo posto per il Comendone. Finisce qua il mondiale. Vaffanculo, moto di merda. È finita la stagione. Il Sic ha stravinto la classifica piloti. Noi concludiamo al 7° posto solo per 2 punti da Aoyama. Peccato, un 7° posto comunque buono. Nonostante tutto abbiamo fatto il possibile. Finisce la season. È finita la stagione, yeah yeah, è finita la stagione, yeah. Ciao. Ok, allora dopo ha fatto comunque, allora il primo anno 4 vittorie, 9 pole, terzo in classifica, sto anno 1 vittoria e 3 pole, dai, non male. Adesso evitiamo di fare cappelle, per favore. Allora, MotoGP. Allora, abbiamo detto... Eccola qua. San Carlo Honda Gresini. Ragazzi, questa moto è in onore del grande Sic Marco Simoncelli, ragazzi. Non sarà la moto migliore, non mi interessa, voglio andare in questa moto, punto e basta, perché voglio dominare con i colori della San Carlo Junior, le patatine. Vabbè, raga. Andiamo. Solito casco che mi ci sono affezionato. Sì, teniamo questo. Italia Rinascimento. Andiamo con il numero 23. E inizia la carriera in MotoGP. Si parte da Qatar. Come sempre. Vediamo chi c'è. Andiamo a vedere. Classifiche: Stoner, Melandri, Aiden, Pedrosa, Vermeulen, Capirossi, Rossi, Lorenzo, Nakano, De Angelis, Elias,
Guintoli, Hopkins, West, Edwards, Tosaland, Randy De Pugné, Dovizioso e il Marchetto Comendone Veneziano. Va bene raga, dal prossimo video inizia la scalata alla vittoria in MotoGP. Vai raga, vai raga, vai raga. Un saluto a tutti dal Comendone Veneziano. Ciao!